Dopo gli episodi avvenuti nelle scorse settimane in altre città, un'altra ragazza è stata aggredita a bordo di un treno sulla linea Treviso-Venezia e tra molti passeggeri aumenta la paura e la richiesta di maggior sicurezza. Gli agenti, anche grazie alla fotografia che la ragazza ha fornito dal contatto social, in breve hanno rintracciato il giovane che nel frattempo si era cambiato la maglietta per non farsi riconoscere, ma il suo escamotage è servito a poco. Albanese, 18enne, in Italia da un anno ma ancora irregolare sul territorio, è stato denunciato per violenza sessuale. Le indagini proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda, ma quanto accaduto desta preoccupazione tra chi prende il treno regolarmente. Stavo parlando ieri con il mio ragazzo, io ho detto, io sinceramente trovarmi in un posto così da sola, io ho paura. Sono una ragazza abbastanza tosta e tutto, ma sì, purtroppo sì. Secondo te cosa bisognerebbe fare? Non so, aumentare i controlli, la sicurezza? Sì, assolutamente, per noi ragazzi giovani, secondo me sì. Se ci fosse più ordine nei treni che ci tutelassero, sì. Mettere più gente che segue, più polizia e non ci sono perché ne hanno pochi anche di quelli e di conseguenza non saprei dirti proprio, cioè che i ragazzi imparino forse da piccoli ad avere rispetto per noi.